E a Gorizia si è tenuto presso la caserma comando brigata Guella il cambio del comandante dell'unica brigata di cavalleria dell'esercito italiano, la Pozzuolo del Friuli. Per me è stato un onore e una gioia, perché è stato un periodo ricco di soddisfazioni e, come ho detto, la soddisfazione di operare con un comando preparato, ma anche la soddisfazione di poter operare in un territorio dove l'accoglienza è stata massima, e questo abbiamo avuto modo di ricevere testimonianze in tutti i 2 anni, sia quando siamo stati qui in sede o fuori sede. Quindi ringrazio veramente la popolazione, ringrazio veramente le autorità per il grande sostegno che hanno voluto darci, soprattutto quando impegnati in altri settori avevamo bisogno di sentire la vicinanza di chi ci sta attorno. E queste sono le parole del nuovo comandante della brigata Pozzuolo, Domenico Pace. Innanzitutto di poter continuare sul solco della tradizione. Questa è una brigata che ha più di 100 anni di storia, che ha percorso tutta la storia dell'Unità d'Italia e che è in una zona del territorio importante per quelli che sono i valori dell'italianità. Quindi poter comandare un'unità del genere è un motivo di orgoglio immenso. Mi aspetto di essere all'altezza della situazione. Mi aspetto di ricevere la stessa collaborazione che è stata data nella storia ai miei predecessori e offro ovviamente la mia totale disponibilità e la mia passione per fare il meglio delle mie capacità alla guida di questa grandissima unità. Ma la domanda che tutti si facevano era: la brigata Pozzuolo del Friuli rimane a Gorizia? Ci ha pensato il generale Godio a dare la risposta. Certo, l'assegnazione di un nuovo comandante evidentemente è un segnale ben preciso e significativo. Come sapete, lo strumento militare è in revisione, perché l'obiettivo finale è sempre quello di arrivare a 90.000 uomini, però è una revisione che continua, perché anche il mondo fuori continua a cambiare. Quindi in questo momento la brigata sta rimanendo.